Buongiorno a tutti e grazie di essere venuti, è un grande onore per noi ospitarvi. Che dire, siamo all'inizio di una lunga settimana, anzi per dire la verità abbiamo iniziato ieri, c'è stato il motoraduno e quindi stiamo portando avanti questo appuntamento della fiera di Ollastra che stava andando un po' a perdere e quindi vogliamo riportarla in alto. Vogliamo riportarla in alto perché merita, come dicevo stava perdendo tantissimo, praticamente siamo arrivati a degli anni a non avere più bestiame in fiera. Quindi dopo Covid siamo riusciti piano piano, abbiamo iniziato il primo anno post Covid, in 20 giorni siamo riusciti a organizzare la fiera. Poi l'anno scorso lo stesso abbiamo avuto un buon risultato, quest'anno anche con la richiesta, grazie alle associazioni, agli allevatori e tutti quanti abbiamo triplicato. Dovremmo avere, facciamo gli scongiuri, più di 30 aziende che partecipano alla fiera. Poi abbiamo scelto di cambiare questa tendenza. Le nostre aziende, i nostri allevatori e produttori hanno bisogno di un aiuto, sostegno, vicinanza, operatività e non solo filosofia. L'intero comparto agropastorale è stato e rimarrà per la Sardegna un punto di riferimento economico di primo piano. Dobbiamo trovare le occasioni di dialogo, di incontro e confronto per individuare le migliori strategie e le politiche per vivere la globalità dei mercati come un'opportunità che non può e deve maturare le identità e peculiarità delle produzioni isolane. Non dobbiamo essere chiusi alle novità naturalmente, perché c'è una cosa che la storia ci insegna e che i nostri padri ci hanno tramandato, è che la terra non ci tradisce. Chi la rispetta, la terra domata e accudita, perché dalla terra e dagli animali che alleviamo nutriamo i nostri figli che hanno il diritto e noi il dovere di ereditare un mondo sano e accogliente come noi lo abbiamo ricevuto. Oggi siamo in tanti, abbiamo chiesto a ciascuno delle autorità e delle rappresentanze che ci occupano del mondo rurale di essere presenti, aiutarci a dare vigore e sostanza non di facciata alle mostre a mercato della Sardegna. Troppo sono andate in estinzione, esistono solo nei ricordi dei luoghi. Ollastra apre le porte e si candida a un luogo di incontro e per il dialogo. Con l'aiuto di tutti voi, auguro buon lavoro.